Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte e benvenuti a Capesaro per questa giornata finale di convegno, giornata di studi dedicata alla mostra del ritratto veneziano dell'Ottocento. Con me il curatore della mostra Roberto De Feo, professore Roberto De Feo, che ha curato con me. Io sono Elisabetta Barisoni, responsabile di Capesaro, che ha curato con me appunto la mostra che c'è ancora al secondo piano fino al 1° aprile. Adesso mi siedo per accompagnarvi in questa prima introduzione che vi farò soprattutto sulla mostra e soprattutto perché ritengo che la gratitudine sia un sentimento troppo spesso dimenticato. Invece, scusate se la mia introduzione sarà tutta una serie di ringraziamenti, ma l'avventura che si avvicina alla conclusione, il 1° di aprile, è stata un'avventura collettiva in cui ci sono moltissimi attori, non solo il qui presente professor De Feo, ma tantissimi studiosi, istituzioni e musei che io voglio ringraziare. Ricordo ai relatori della giornata e al pubblico che la giornata di oggi, così come le conferenze che hanno animato la mostra, è registrata e quindi chi non vuole abbandoni subito la sala. No, sto scherzando, però sarà registrata e sarà messa poi sul sito di Capesaro e rimarrà come patrimonio immateriale della Fondazione Musei Civici. Ci tengo molto a dirlo perché evidentemente sono temi, sono approfondimenti che poi rimangono per gli studiosi, rimangono per i giovani studenti, rimangono per gli appassionati e quindi sono anche momenti che poi superano il dato contingente della mostra, che purtroppo finirà, e della giornata di oggi. In primis vi porto i saluti della nostra Presidente, Maria Cristina Gribaudi, e di tutto il Consiglio d'amministrazione. Non è un saluto, diciamo, di rito, ma questa mostra è stata da noi prodotta interamente. Non abbiamo, lo dico perché non abbiamo diciamo, avuto sovvenzioni o aiuti dall'esterno, ma è completamente prodotta dalla Fondazione Musei Civici di Venezia e vi assicuro, per chi di voi avrete già visto la mostra o per chi la vedrà o ne leggerà in futuro il catalogo, è una mostra grande, impegnativa, costosa. Abbiamo restaurato di opere nostre della Fondazione Musei Civici, del Museo di Capesaro e del Museo Correr, moltissime opere, e manutenuto e restaurato molte opere anche dei prestatori. Lo dico perché evidentemente i restauri sono a nostro carico e sono stati una quota anche onerosa. E quindi devo ringraziare il Consiglio d'amministrazione, la Presidente l'ha ricordata, il Vicepresidente Luigi Brugnaro, che è anche il Sindaco di Venezia, i consiglieri Bruno Bernardi, Giulia Foscari, Vidmar Rezzonico e Lorenza Lain, perché hanno supportato in pieno questo progetto. E ringrazio il segretario organizzativo di Fondazione Mattia Agnetti e la direttrice scientifica Chiara Squarcina, che porta i suoi saluti, ma in questo momento è impegnata nell'allestimento della grande mostra di Marco Polo a Palazzo Ducale. Questi primi ringraziamenti, ripeto, non scontati, perché io non avrei potuto lavorare, non avremmo potuto lavorare senza il supporto del Consiglio d'amministrazione, della Fondazione, della dirigenza e anche appunto del supporto di tutti i colleghi. Quindi ringrazio lo staff straordinario di Capesaro, il conservatore di Capesaro Matteo Piccolo e i colleghi Cristiano Santa e Annalisa Tonicello, la new entry Giulia Mennella, che è volontaria del servizio civile, e tutte le persone che hanno aiutato la costruzione della mostra e anche la conservazione, queste operazioni che vi dicevo. Voglio ringraziare l'ufficio comunicazione con Mara Vittori e l'ufficio eventi, perché numerosi sono stati gli eventi di cui non solo l'inaugurazione a ottobre, ma il finissage di recente, ma anche posso elencarvi tutta una serie di conferenze. Infatti poi volevo ringraziare anche i conferenzieri che sono venuti ospitati a Palazzo Mocenigo per motivi anche, diciamo, meteorologici, anche di vicinanza
e di appunto opportunità, e quindi ringrazio l'ufficio eventi e tutto lo staff di Palazzo Mocenigo che ci ha aiutato per le conferenze. I servizi educativi, sono moltissime le visite guidate e i laboratori che sono stati fatti su questa mostra. Per me questa giornata di studi, poi lascerò la parola a chi abbiamo invitato oggi per vedere l'esito anche di ricerche che si sono svolte in questi mesi, però permettetemi di mettere il cappello da responsabile di sede più che da curatore e quindi dirvi il successo enorme di pubblico che ha avuto questa mostra. Anche grazie appunto all'ufficio comunicazione, ai servizi educativi e a tutte le guide, le visite guidate, tutti i gruppi. Devo dire che noi avevamo un asso nella manica, cioè il professor De Feo, che ha battuto tutta la zona delle Venezie, che diremmo adesso il nord-est, promuovendo fisicamente la mostra. E a parte gli scherzi, effettivamente c'è stato tantissimo battage anche promozionale per cercare di non fare le cose per parlarci tra 4 persone, ma avere un grande pubblico. Devo dire che i numeri del museo, sia nel mese di novembre e sia nei mesi di gennaio e febbraio, che di solito sono mesi un po' più bassi, sono stati molto lusinghieri. Quindi sono personalmente molto contenta del risultato e anche del risultato di vendita del catalogo, che ci fa solo piacere, ma soprattutto a livello culturale. Devo ringraziare il gruppo di lavoro di Officina Libraria. È un catalogo dove abbiamo schedato tutte le opere esposte 100 anni fa, nel 1923, da Nino Barbantini, ma anche le aggiunte, i risarcimenti che abbiamo messo nella mostra. Io parlo come se dando per scontato che conosciate il contenuto della mostra, ma ci tengo molto a ringraziare Officina Libraria perché hanno sofferto con noi nell'estate 2023. Ecco, Barbantini ha organizzato una mostra in 2 mesi, noi però abbiamo fatto un catalogo monumentale che direi moltissime istituzioni fanno in 2 anni, non so come dire. Gli altri musei fanno in 2 anni, noi l'abbiamo fatto in 6 mesi, con un'ultima crisi estiva in cui abbiamo pensato non andremo mai in stampa, e invece, per carità, perdonateci se ci sono refusi o qualche piccolo errore, però il catalogo è stampato e questi sono i gesti che rimangono. E quindi, secondo il mio senso di gratitudine, ci tengo a ringraziare Officina Libraria per il lavoro di grafica e di editing, e Matteo Bonanomi, che in quel caso lì ha lavorato con noi giorno e notte per editare, insomma, in modo intelligente queste schede, questo patrimonio enorme che rimane. Ringrazio per l'organizzazione l'Ufficio Mostre, soprattutto Giulia Viscontin, che è stata una valida risorsa non solo per organizzare i trasporti, le assicurazioni, i restauri, ma anche per cercare le opere, perché poi oggi ne parleremo diffusamente, non le abbiamo trovate tutte, ma alcune che abbiamo trovato c'è stato un lungo lavoro per ricercarle, e tutti i saggisti. Io ripeto il mio applauso per l'editore e anche rispetto al gruppo di lavoro, perché oltre ai saggi mio di Roberto De Feo e i testi di Cristina Beltrami, Nico Stringa, Alessandro Tiddia, ci tengo a ringraziare tutti gli schedatori, perché veramente talvolta gli schedatori ci hanno dato indicazioni preziosissime. Scusate se la mia introduzione è tutto un elenco di nomi, ma ripeto, bisogna che questi rimangano anche nella storia immateriale come grande grazie. Stefano Aloisi, Andrea Bellieni, Francesco Bergo, Cristina Beltrami, Margaret Binotto, Francesca Bottacin, Giorgio Busetto, Fabio Franza, Alessandro Gradenigo, Enrico Lucchese, Luca Luise, Verena Manfroi, Alessandro Martoni, Martina Massaro, Stefania Miotto, Maurizio Mottin, Alessandro Quinzi, Emanuela Rolandini, Alessandra Tiddia, Francesca Tosato e Luisa Turchi. Ovviamente ho saltato me e il professor De Feo, autore lui di numerosissime schede, e anch'io alcune, perché è evidente che noi abbiamo supervisionato tutto il lavoro. Ringrazio Matteo De Fina, che è il fotografo che ha sofferto e vissuto insieme a noi, saltando in tutto il nord-est per cercare di documentare le fotografie,
il progetto di allestimento dell'architetto Boni, che è anche autrice dei colori che voi ormai do per scontato abbiate visto, anche autrice di quella punta di blu, di giallo, insomma delle prove colore che hanno dato così tanto, diciamo, vivacità all'esposizione. E ringrazio per l'immagine coordinata e la grafica in mostra, per quell'oro stupendo dal quale non vorrei mai separarmi, ma ci separeremo. E ringrazio lo studio di Sebastiano Girardi, perché veramente mi sembra che anche a livello allestitivo siamo riusciti a fare una mostra molto raffinata. L'ufficio stampa di Muve con Chiara Vedovetto e lo studio SC, che si sono ovviamente spesi per promuovere la mostra anche attraverso la carta stampata. Non vi sottolineo il numero di recensioni e di articoli stupendi che sono usciti sulla mostra. Sara Grinzato, tra tutti i restauratori, la devo ringraziare perché è stata veramente eccezionale per noi. Le opere dell'Ottocento, lo dicevo in principio, non sono sempre in ottime condizioni, come del resto tanta parte del nostro patrimonio, e quindi siamo stati felici, d'accordo con i prestatori, di fare restauri più ingenti, ma anche piccole manutenzioni, ritocchi, le cornici, insomma, per presentarvi le opere e gli autori nel migliore dei modi. Devo ringraziare le gallerie dell'Accademia di Venezia, che sono partner dell'iniziativa in generale, non solo come prestatori, ma anche perché noi abbiamo come Capesaro moltissime opere in deposito dalle gallerie dell'Accademia da lungo tempo. Poi ovviamente vorrei ringraziare il Ministero della Cultura, la Direzione Generale Musei e la Regione Veneto, perché noi abbiamo avuto il patrocinio della Regione Veneto e quindi devo ringraziare il Presidente Luca Zaia, perché non solo abbiamo avuto il patrocinio, ma anche devo dire che ha speso delle parole particolarmente lusinghiere e personali nei confronti di questa iniziativa, che tocca evidentemente la Regione in prima battuta e anche rispetto al lavoro del professor De Feo e mio. Poi voglio ringraziare tutti i direttori, adesso non vi leggerò tutti i direttori, ma almeno le istituzioni. Bassano del Grappa e Musei Civici, il Museo Civico di Belluno, il Museo di Clusone, tutte le collezioni private, l'Accademia di Belle Arti di Brera di Milano, Villa Grimani Valmarana di Noventa Padovana, i Musei Civici di Padova, i Musei Civici di Pordenone, i Musei Civici di Udine, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, il Marte di Rovereto, i Musei Civici di Treviso, i Musei di Trieste, Civico e Museo Morpurgo e il Revoltella. Poi per la Fondazione Musei Civici ho già detto Correr, Carezzonico e ovviamente ho già ringraziato Capesaro. Per quanto riguarda Venezia, poi ringrazio la Fondazione Ugo Olga Levi, la Fondazione Querini Stampalia, e Venice International Foundation e anche il nostro piccolo ma preziosissimo Museo del Merletto di Burano, dove c'erano conservate alcune opere. Quindi oltre a estendere un ringraziamento ulteriore ai conferenzieri di oggi, poi brevemente vi presento il programma. Permettetemi, per chi non ci ha seguito e anche per riepilogare il programma che è stato fatto di grande intensità sulle conferenze, di ringraziare i relatori delle conferenze che si sono succedute con grande sforzo di tutti i martedì da gennaio fino adesso, con visita guidata antecedente alla conferenza qui a Capesaro, e hanno veramente riscosso un grandissimo successo. Le visite guidate erano sempre piene di partecipanti, anche le conferenze, come si dice, overbooked, come si dice, tutte prenotate. E quindi ringrazio non solo Matteo Piccolo, che è conservatore del museo, ma anche Luigi Zanini, che era Squarcina, Enrico Colle, Matteo Bonanomi, Elena Barbalic e Francesco Cigolini, che ci hanno accompagnato con, diciamo, argomenti anche extradisciplinari, e quindi abbiamo parlato della salute, abbiamo parlato del melodramma, abbiamo parlato di argomenti diversi e paralleli a quelli della mostra. Per chi mi ha seguito, voi sapete che per me questa mostra, e qui
parlo da entrambi i ruoli, sia da curatore che da responsabile di Capesaro, è un grandissimo omaggio a Nino Barbantini e ritengo che ci siano delle figure come la duchessa Felicita Bevilacqua Lamasa e Nino Barbantini che ancora a Venezia hanno bisogno di ulteriore riconoscimento. Ricordo un bellissimo convegno dedicato a Barbantini organizzato dalla Fondazione Cini, dove siamo stati invitati a parlare proprio a Monselice. Però ecco, sulla città di Venezia ancora si può parlare di Barbantini, della sua lungimiranza, della sua irrequietezza anche felice, e quindi noi abbiamo fatto questa mostra non per correggere Barbantini, ci mancherebbe, ma per celebrare la sua intuizione di 100 anni fa. Quindi per me è stato un omaggio non solo alle collezioni dell'Ottocento, a un secolo di cui parleremo oggi, ma alla persona, allo storico, al critico d'arte che ha formato la veste di questo luogo, e veramente da tutti i punti di vista. Sono arrivata al finale di questo lungo elenco di nomi e di ringraziamenti per presentarvi il programma della giornata, e poi lascio la parola al professor De Feo, che prima di tutto ci parlerà di novità e attribuzioni a conclusione della mostra. Punto di domanda e tanta curiosità per l'intervento del professor De Feo, di cui ovviamente insomma io so quasi già tutto, ma insomma devo dire che è stato un grandissimo lavoro di questi mesi. Poi ringrazio Alessandro Martoni dei Musei Civici di Vicenza, che ci parlerà di Tito Catone Perlotto, ritrattista leoniceno. Alcune novità e un album ritrovato. Un appunto, ringrazio nuovamente tutti i musei prestatori, non solo perché talvolta abbiamo cambiato le attribuzioni, abbiamo cambiato le date, abbiamo cambiato i titoli, e tutti i direttori dei musei sono stati entusiasti di accogliere i nostri suggerimenti. Abbiamo corretto le nostre opere, il professor De Feo ha corretto se stesso, quindi ha editato cose che aveva detto qualche anno fa, e quindi sono anche contenta di questo rapporto con, per esempio, i Musei Civici di Vicenza, perché abbiamo riscoperto insieme una figura come Perlotto. Poi ci sarà il coffee break, e a mezzogiorno Francesco Bergo e Alessandro Gradenigo ci parleranno della ritrattistica degli Schiavoni, un'altra stanza bellissima della mostra, permettetemi di dire. Infine Emanuela Rolandini, corrispondenze d'arte e d'amore, i ritratti veneziani di Raimondina Ternhofer e Valsassina. Poi c'è una pausa dall'1 alle 14:30 per la visita alla mostra, insomma, o per una pausa ovviamente per mangiare qualcosa, e alle 14:30 torniamo con Stefania Miotto, imprenditori di fabbriche e committenti, i guidini dal Canton Ticino alla Laguna. Questa famiglia, insomma, che è molto presente nella mostra. Alle 15 Nico Stringa ci parlerà di Giacomo Favretto, ritratti e autoritratti. 15:30 Roberto De Feo, Lodovico Lipparini, ritrattista, un altro affondo su una delle monografiche in mostra. E infine chiude Enrico Lucchese con una bellissima, so già, presentazione di Giuseppe Tomins e gli altri ritrattisti della Trieste neoclassica. Quindi in bocca al lupo e grazie a tutti i relatori per la giornata di oggi, e do avvio ai lavori, e ringrazio ovviamente i relatori di oggi e tutti i visitatori che ci hanno accompagnato in questi mesi fino al 1° aprile. Grazie. Innanzitutto mi associo in tutti i ringraziamenti della dottoressa Barisoni, per i quali non mi ripeto, e devo dire però, devo esprimere la mia profonda soddisfazione per l'esito di questa mostra, di questi mesi, che hanno visto veramente un enorme anche afflusso di gente, una partecipazione e quello che spero un nuovo approccio a questo secolo XIX che i veneziani, come si sa, non hanno mai amato per un profondo pregiudizio. Ne abbiamo parlato tante volte durante la guida e durante le guide che abbiamo fatto durante gli incontri. Questo modo di riguardare un secolo che implica poi
fondamentalmente come il Novecento ha guardato l'Ottocento, come l'Ottocento aveva inventato il Settecento, e come nel nuovo millennio sia necessario assolutamente togliere i pregiudizi per riandare alle fonti e affrontare problemi senza una sbagliata visione di un'epoca e di epoche diverse, perché l'Ottocento è fatto di epoche diverse, e quindi calandosi profondamente all'interno delle varie epoche e delle varie realtà esistenziali. Credo che questo è quello che ha fatto questa mostra e quello che dimostra questo catalogo, che è stato definito un importantissimo testo anche dalla stampa e da chi ha prodotto delle recensioni meravigliose. Allora, oggi è il momento nel quale, dopo tutti questi mesi, io ho pensato di farvi una carrellata di nuove scoperte, o quantomeno di aggiornamenti rispetto a quello che noi avevamo prodotto all'epoca della stampa del catalogo. Quindi determinati affondi, determinate ridentificazioni credo che siano quelle che è interessante vedere, perché quello che è stato fatto è l'inizio di un percorso che si auspica possa continuare e possa essere uno stimolo per studi futuri, ma con un approccio che sia quello filologico e non quello della devozione ai sacri testi. Quello sul quale io ho insistito molto è il nuovo vero originale sistema di studio, e cioè non è quello di studiare quello che è stato scritto, ma è studiare il documenti e studiare l'oggetto che si vuole studiare. Spesso la letteratura artistica è stata faziosa, è stata carica di errori dovuti all'epoca nella quale era stata scritto. È, come dire, diabolico continuare ad insistere sugli errori. Il coraggio degli giovani studiosi di riaffrontare i problemi, eliminando il problema dei maestri, ma andando con coraggio e con onestà di fronte al documento e all'oggetto, è quello che il nuovo millennio chiede. Chiusa questa parentesi, vediamo di affrontare degli affondi e delle nuove, come dire, scoperte, come per esempio il quadro iconico della mostra, il quadro che non vi si vedeva nel 1971, il conte Lodovico Widman del 1799, che nella stessa collezione aveva, ancora il quadro è dai discendenti, però è andato perduto un ritrattino di Teodoro Matteini dato nello stesso anno 1799, che aspetta di essere ritrovato, ma che è evidentemente il ritratto del conte, sono anche dei messaggi, come dire, nella bottiglia, quello che vi farò vedere in questo momento, in questo intervento, nella speranza che proprio possano queste cose essere ritrovate. E una grande gioia è quella di aver ritrovato, dopo tanti anni, tante ricerche, anche da parte della studiosa Noribucci, che non c'è più, che aveva fatto un'importante monografia su Teodoro Matteini e che lamentava la perdita di questi due dipinti realizzati a Bergamo nel 1797, che erano stati messi in mostra da Barbantini, di cui si conoscevano le foto del 23 fatte in bianco e nero, ma che un fortunato come dire, incontro e di messaggi, perché quello che conta sono sempre i tam tam, le voci che rincorrono le altre voci, hanno fatto ritrovare in una collezione milanese dopo tanti anni. E quindi abbiamo le immagini a colori. Avremmo, se l'avessimo scoperti prima, portati con grande gioia in mostra. Sono schedati in bianconeri come perduti e invece sono, ecco, diciamo, riemersi. Il fascino di questi dipinti con questi colori anche un po' metallici e freddi sono quelli che ci fanno capire quanto questo artista maestro della scuola poi successiva a Venezia, è il maestro di Liparini, è il maestro di Hayez, è il maestro di Grigoletti, di Sebastiano Santi, di Odorico Politi, ha già a sua volta preso dalla scuola di Battoni, e come ha
portato in fondo una nuova linfa nella scuola veneziana, soprattutto per certi atteggiamenti che sono quelli di una specie, io ritengo, approccio quasi cinematografico, per il quale i corpi sono come distratti e quest'idea di leggere ed essere come disturbati o quantomeno chiamati ad altro atteggiamento, e quindi un dialogo con non solo chi non si vede ma anche con noi, è un gioco che traghetta dal Settecento e arriva per tutto l'Ottocento attraverso artisti che sono stati gli epigoni. Andando avanti vi volevo far vedere quello che poi bisogna puntare su di, ecco, il quanto è scritto finalmente si legge nel libro, cioè la conferma che infatti questi quadri erano i ritratti della coppia Seminati, Gran Cavaliere, Giacomo Seminati e Bergamo. La povera Nori Bucci non aveva potuto vedere questo dato e adesso diciamo che abbiamo la certezza. Arriviamo poi ad una figura estremamente interessante legata che traghetta la figura di Teodoro Matteini con quella del marito Lodovico Liparini. Annetta Matteini è era una giovane Annetta Manetti Matteini, nasce nel 1782 e morirà nel 1878. Dovete pensare, fate i conti, dall'82 al 78. Era la figlia di colei che sposerà in seconde nozze Teodoro Matteini, cresciuta tra Firenze, Roma, insieme al fratello verrà adottata da Teodoro Matteini, che vorrà tenerla come figlia, tanto che lei e il fratello adotteranno il cognome Matteini. Il cognome originale Manetti sarà eliminato. Anna sarà eletta nel 1818 socia onoraria dell'Accademia e le sue opere verranno anche comprate dagli imperatori, esporrà, avrà un grande successo ottocentesco. Questo è un disegno realizzato da Teodoro Matteini, trovato nel mercato antiquario, che identifico come il suo ritratto. Lo dico perché in mostra era stato esposto nel 23 l'autoritratto di Anna Matteini Liparini, era di proprietà del Cavalier Rossi, che discendeva dalla famiglia, lo stesso che era il proprietario del disegno che fortunatamente abbiamo ritrovato di Hayez, realizzato, cioè del disegno che Hayez realizza di Liparini, compagni a Palazzo Morolin. Diciamo che queste due figure hanno avuto una fortuna diversa, perché mentre Hayez è stato giustamente glorificato e ha avuto una fortuna critica durante il Novecento fortissima, Liparini, di cui parleremo nel pomeriggio, invece ha subito una serie di abbattimento della propria fama per una serie di motivi che un po' vi ho già raccontato, ma che intendo ribadire mostrando le qualità nel pomeriggio. Se vediamo l'altra immagine, vi faccio vedere come la figura di questa Anna Matteini, della quale manca il ritratto, ma forse poi nell'immagine successiva vedremo quella che potrebbe essere la sua vera effigie, cioè quella che fu esposta nel 23, ci mostra un'altra incisione di collezione privata, anzi no, è conservata agli Uffizi, questo disegno, e chiaramente era stata non identificata, ma era giovane signora, ma è evidente che si tratti di Anna Matteini Liparini attorno agli anni 24, quando sposerà l'allievo, diciamo, collaboratore del padre, Lodovico Liparini. È divertente sapere che esattamente nella Quaresima di 200 anni fa si sposavano. Sicuramente si sposavano oggi 200 anni fa, probabilmente per matrimonio riparatore. Sappiamo che lei aveva 18 anni più di lui e infatti nell'estate nasce la figlia Elisabetta, che evidentemente diciamo, facciamo due conti,
È interessante perché Lipparini realizzerà per la chiesa di Santo Stefano un dipinto dei quali non ci sono i pagamenti, e quindi è molto probabile che è un ringraziamento al parroco per non aver esposto le partecipazioni di nozze, cioè per aver evitato di far fare dei calcoli. Sono note storiche che sono, secondo me, importanti per arrivare ad analizzare e capire, ad approfondire i quadri, non solo la pennellata, la luce, come dire, le scuole, ma i dati storici e scientifici e anche quelli pratici di vita quotidiana, che sono quelli che influenzano la nostra esistenza, sono quelli che fanno anche la storia dell'arte, che non è solo critica d'arte. Il quadro che vedete in mezzo lo conosciamo perché è l'autoritratto di Matteini con la moglie Anna, la figlia Elisabetta e il medico del 24 di collezione privata, un'opera amata nel Novecento di Lipparini, che veniva considerato freddo e accademico perché non finita. Le opere fatte per le famiglie, quelle che rimanevano in casa, non avevano bisogno di definizione, e questo gusto per il non finito, come i bozzetti di Canova rispetto all'opera finita, che è di sapore longhiano, è il caso di superarlo. Quindi non è che questo è fresco e, come si diceva, genuinamente ancora settecentesco e non freddo e quindi accademico. È estremamente affascinante opera, ma non migliore di altre opere di Lipparini. Vediamo, come sappiamo, il ritratto di Matteini suocero, che benevolo osserva la nipote, Lipparini con la moglie di 18 anni più grande di lui, il medico che osserva la bambina che sposerà il pittore di corte più avanti, sappiamo, no? Il pittore di corte della Granduchessa di Parma, diventandone l'amante, e sarà la nonna del nostro Gino Rossi. Il quadro che invece vedete sulla destra invece è un dipinto che è conservato al deposito, in deposito, è una collezione privata al Mart. È un grande quadro di 202 x 132 centimetri che è stato considerato e chiamato il commiato. Si è parlato nella scheda di questi rapporti con Tintoretto per la figura del vecchio sulla barca, della forza di Lipparini, perché è un'opera di Lipparini. Non ho trovato nessun riferimento ad esposizioni all'Accademia di Belle Arti di Venezia. Vorrei vedere se per caso è stato esposto a Brera. Scusate, non l'ho fatto in tempo, ma lo farò, perché intendo fare la monografia su Lipparini, ma era stato dato 1830 circa. Invece la somiglianza del ritratto della moglie e il riferimento a un'età adatta per la figlia, che aveva 15 anni all'incirca, ce lo sposta al 1838, ed è quindi un ritratto, cioè un utilizzo di moglie e figlia all'interno di una composizione di sapore storicistico, dove c'è un'idea di commiato, ma probabilmente qualche riferimento a una storia familiare tutta ancora da scoprire ci deve essere. Andando avanti con una certa rapidità, vi volevo far vedere cosa potrebbe essere stato l'autoritratto di Anna Matteini Lipparini, che era stato esposto, e si vede, io ho fatto fare l'ingrandimento nella sala, che domando alla direttrice: quel camino dove stava? C'è? Che è coperto, probabilmente è coperto, perché non sono mai riuscito a vederlo. Quindi ci manca quel quadro, quello dietro il busto di Selva, come quel quadretto che non siamo riusciti a capire, che manca all'appello, e potrebbe essere stato quello di uno dei bambini, uno degli Schiavoni, cioè Giovanni Schiavoni piccolo, dipinto dall'allievo, ma ne parleranno più approfonditamente gli amici nel pomeriggio. Quindi guardateli, perché sono opere, se vi viene in mente, questo quadro è da qualche parte nel Veneto. Anna Matteini Lipparini era una pittrice straordinaria, e questo dipinto attribuito invece è di Anna Matteini Lipparini, vi fa vedere la qualità. È stato venduto sul mercato antiquario come di Lipparini, perché nessuno conosceva la figura di questa pittrice, che è il caso di
riprendere in mano. Questo è un dipinto, era esperta di paesaggi, gli aspetti boscherecci del verde dei quadri dipinti dal marito li faceva lei, ma era una pittrice che era socia onoraria dell'Accademia di Belle Arti. Vi faccio vedere un altro dipinto di lei, che anche questo è passato sul mercato, di sapore appunto arcadico, però era una importante pittrice di paesaggio. Arriviamo alla nostra Matilde Speck-Pirovano-Visconti, che è diventata un po' la madrina di questa esposizione, una figura che piace molto ed è stata, come dire, ormai anche proiettata sugli schermi. Molti di voi avranno, passando sul ponte, sul cavalcavia per Mestre, avranno visto come su Times Square lei, il conte Widmann, sì, che passano ogni 3 minuti. Vi farà piacere vedere a chi lei guardava mostrando la fede, cioè il marito, Pirovano Visconti, dipinto da Molteni. Questo dipinto è della stessa misura, come vedete sono 2 mani diverse, ma questo dipinto è stato esposto nel 1841 a Brera ed è il grande amore della appunto Matilde. Siamo con le stesse misure, fanno parte della stessa collezione, si guardano uno di fronte all'altra, e quindi diciamo che questa è una grande storia d'amore che procede. Questo li avevo già pubblicati, ma mi sembrava bello, come dire, farvi vedere questo dialogo d'amore. E arriviamo poi, con l'immagine successiva, mostra il dipinto che fino a questo momento della Gamme è stato considerato come un capolavoro di Grigoletti. Già Francis Haskell nel 71, quando era stato esposto, si meravigliava di una mano diversa, perfino nella copertina della monografia di Grigoletti invece è inequivocabilmente un'opera di Liparini, che si occupava delle persone facoltose. Grigoletti, gentile persona di Rorai Grande, aveva un mondo di committenza legata alle parrocchie e a una classe piccolo borghese. Aveva il libro dei conti che si conosce, perduto, ma del quale ho ritrovato le fotocopie, dal 1830 al 1840, esplica categoricamente quello che è stato pagato a Grigoletti, quindi chi c'è dentro c'è, chi non c'è è inutile cercarlo di farlo arrivare al 1829 o il 41, quando i quadri sono di quel decennio. Questo dipinto che rappresenta una elegantissima signora con gioielli e con un abito sfarzoso, credo di averla identificata nella moglie di questo sarto Giovanni Pirotti, che era stato legato anche a questioni di risorgimento, Silvio Pellico. C'è una storia molto legata al marito, alle guerre, come dire, carbonare. Ma Ginevra Bartolucci, considerando questo incalcare il concetto del ritratto dell'abito, può essere veramente a Bologna. Questo è il quadro bolognese. Il quadro era stato attribuito a Grigoletti perché Polcenigo, l'antiquario un po' furbacchione, di cui parlerà la amica Miotto nel pomeriggio, aveva saputo che la Galleria d'Arte Moderna negli anni 20 stava cercando un quadro di Grigoletti, ed è arrivato l'antiquario con questo quadro, ha detto: ma ce l'ho io il Grigoletti. Da lì la critica non si è mai più interrogata sull'attribuzione, è rimasto fondamentalmente Grigoletti, anzi categoria. Allora continuare a guardare le cose in questa maniera credo che sia non corretto nel nuovo millennio. Passando nell'immagine successiva, il quadro del ritratto della famiglia Paris, inutile continuare a dire la nobildonna Isabella Mazzarolli con la famiglia Fossati, perché quel signore si chiama Paris. Il quadro è la famiglia Paris con la nobildonna Isabella Mazzarolli Fossati. È stato
era stato considerato entro il 29 perché si facevano dei riferimenti alla danza dei cembali di Canova, e invece il riferimento è al primo balletto che viene realizzato sulle punte alla Fenice nel 1838, le Ballet Blanc, la Sylphide, la nobildonna Maria Clorinda ci fa vedere cosa sta facendo la figlia, una delle figlie vive, e cioè sta saltando, sta facendo un passo di danza, ed è quanto le giovani di buona famiglia dagli 38 in poi anche a Venezia e in Francia facevano. Questo conversation piece che raccoglie vivi e morti, nel catalogo è attribuito a dopo il 1840. Lasciate perdere le due immagini che sapete che sono state realizzate precedentemente, sono nel libro dei conti. Si sa che l'anziana era morta nel 32, nel 33 il figlio chiede dei ritratti postumi della madre, mentre autentico probabilmente un ritratto dal vivo è quello più vivo, è quello sempre di cui abbiamo i pagamenti, è quello di Clorinda, che ritornano montati in un gruppo montato in studio e non en plein air. E la cosa divertente è che questo quadro era presente nello studio di Grigoletti nel 1844, come riportano i dati di pubblicazioni come il Gondoliere e l'Austria del 17 febbraio 1848. Si parla di vari ritratti formanti un quadro di composizione. Già Grigoletti dà un indizio: vari ritratti formanti un quadro di composizione. Il quadro verrà esposto nel 45 all'Accademia, e quindi è questo, non ci sono altri quadri di Grigoletti che hanno questo tipo di riferimento. Quindi sappiamo adesso che gli possiamo dare una data. Se andiamo avanti, ecco per gli amanti di Hayez, non è in mostra, non è un quadro veneziano, ma è una riscoperta, un quadro del 1853, un disegno a sfumino che come quello che Hayez realizzerà come il quadro che Hayez realizzerà di Liparini, questa tecnica che veniva utilizzata da questi due artisti sfidandosi nel Palazzo Morolin, che poi verrà acquistato da Liparini, all'interno del quale riceverà fino al 56, quando muore, la più alta aristocrazia. Ci sono le memorie della nipote che racconta come la Duchesse d'Angoulême veniva, come erano passati in questo palazzo tutti i più grandi dignitari d'Europa, venendo a farsi anche ritrarre, cosa che non succedeva certo con Grigoletti, ma questo squisito disegno con il ritratto di Massimo d'Azeglio, il genero di Manzoni, è dedicato, esiste e ci fa vedere quindi ed è un disegno preso dal vivo. Erano molto amici, Hayez fu grande ammiratore di Massimo d'Azeglio, del quale realizzerà un quadro già noto, e quindi ve lo faccio vedere perché fa parte della stessa collezione dei due Mateini che abbiamo trovato. Un quadro invece vedete invece la prassi di usare la fotografia di cui abbiamo tanto insistito anche da questi grandi artisti, la riprova nel ritratto che viene fatto postumo da Hayez a Massimo d'Azeglio, il quadro che è conservato alla Pinacoteca di Brera, ma è decisamente un capolavoro hayeziano. Ma mentre quello era una cosa presa dal vivo di un po' di anni prima, questo è del 1864, quindi 11 anni dopo. Sì, dopo questo, sì. Arriviamo aspetta, no, i fogli quelli, no, gli appunti,
No? Allora arriviamo, andando avanti con una certa rapidità, ad un'altra scoperta avvenuta in corso di mostra. Ne parleranno dopo con gioia di questo artista, cioè di Felice Schiavoni, Bergo e Gradenigo, ma ci tenevo a puntualizzare che questo dipinto su cartone, quello che vedete dell'arpista, che era stato considerato fino ad ora il ritratto di questa Guyon, che era il nome di una celebre arpista che moriva negli anni 60 molto anzianamente, è presentato in catalogo come anonimo perché io ho tolto a Rosa Bortolan la maternità, in questo caso, di questo dipinto. Allora, qualcuno già la ricorda, nella scheda l'ho scritto, il perché questo dipinto, che è diventato una delle icone delle femministe, perché una donna che dipinge una donna non l'ha dipinta una donna, e non è neanche quella volta lì. Cioè, Rosa Bortolan non c'entra niente, ma non c'entra neanche la Guyon. Questo dipinto, che chiaramente lo si vede affiancato al pagello di Capesaro, quando è stato messo finalmente vicino, dimostra la medesima mano, e probabilmente aveva una firma che è stata a brasa lungo la poltrona, come era uso, giusto, di firmare Felice Schiavoni. È un disegno, è un'opera di Felice Schiavoni. Qual era la storia di questo quadro? Questo quadretto era stato certamente acquistato sul mercato, era giunto come omaggio al Museo di Treviso dall'Abate Bailo, il quale sapeva che il direttore del Conservatorio di Venezia aveva scritto, dopo 20 anni, una decina d'anni dalla morte di questa Guyon, che non è lei ma di questa arpista, la quale aveva lasciato al Museo di Treviso la sua arpa, il suo pianoforte e tutti i suoi beni perché il municipio ne disponesse come voleva, e quindi potete immaginare come ne ha disposto, cioè ha venduto subito, si lamentava di uno dei problemi cardini dell'Ottocento, cioè che neanche una lastra tombale era stata fatta a questa benefattrice. Per superare evidentemente l'impasse e risarcire la brutta figura, l'Abate Bailo pensa bene di attribuire questo quadro a Rosa Bortolan con poca spesa e tanta resa, c'è una pittrice trevigiana, e darle un nome dicendo: ma non è vero che non era stata riconosciuta, l'abbiamo perfino messa in un museo che l'aveva dipinta una donna. Questo quadretto, abbiamo i documenti, entra nelle collezioni come anonimo, assume negli anni, nell'84, paternità voluta da Bailo, e così giunge nella mostra del 23 e così rimane come ab eterno fino ad ora, dove si spera che come questo quadro anche altri dipinti dei vari musei vengano riletti, riguardati con un occhio meno devoto verso i sacri testi, ma con un approccio più onesto verso i documenti. Possiamo andare avanti. Vi faccio vedere quello che non era stato messo in mostra, questo capolavoro della famiglia Guidini, di cui parlerà sicuramente l'amica Miotto, ma vi faccio vedere il bozzetto che è conservato in una collezione privata, era stato pubblicato, avremmo potuto metterlo magari nel catalogo, ma è interessante questo meraviglioso quadretto di misura ridotta, perché siamo a 9,30 per 14 per 15, che probabilmente e questo poi lo chiederò a Nico Stringa, che ne parlerà probabilmente lui, sapere se è un bozzetto che è la prova, come dire, coloristica, magari che ha alla base una fotografia, o è una ripresa dal vivo. Questo è un argomento nel quale non entro, ma vi faccio solamente vedere una novità a metà della mostra. Jean Désiré Court, l'unico pittore francese che Nino Barbantini accoglie alla mostra del 23, perché i capolavori che aveva realizzato in due tempi, cioè nel 38 e nel 34 e nel 45,
in 2 tappe di questo pittore francese che viene ospite questo amico francese di cui abbiamo il ritratto più le mogli, no? La moglie, le figlie e Albert Guillaume. Quello che mi sono pentito di non aver portato e di non aver fatto fotografare perché non era stato messo in mostra è il ritratto della contessa Lucrezia Mangili Valmarana, la figlia del collezionista di Canova, quella che aveva il palazzo, che aveva sposato era il conte Benedetto Valmarana. Altro dipinto di cui parlano le fonti e anche le lettere di Benedetto Valmarana. Si dice in una lettera: il pittore Kurt sta appena terminato il ritratto di mia moglie e sta facendo il ritratto della moglie di Albert, spero che tu lo veda, tutte cose che sono nel catalogo. Però siccome non abbiamo trovato il ritratto del figlio di Albert Guillaume, il quale verrà dalla signora, dalla contessa, beneficiato del titolo e di tutti i beni, ed ecco perché ancora la famiglia si chiama Guillaume Mangilli, perché è lei che ha lasciato tutta l'eredità, anche il titolo al figlio del loro beneamato. È giusto che vederla almeno come opera, perché è un altro un tassello di questo capitolo che per la prima volta si vede, e il Barbantini aveva trovato la scusa dicendo che probabilmente questo pittore avrebbe potuto influenzare gli artisti veneziani. In verità gli piacevano talmente questi quadri che ancora che non si vedono da 100 anni, che quindi è una specie di cameo unicum. Ecco, il concetto, quando vi do un consiglio, quando sentite che un pittore ha fatto un unicum, questa è una scelta di Barbantini come unico, ma i pittori che sono pittori di vedute e fanno unicum con gli autoritratti di alta qualità, non ci credete, perché sicuramente gli ha fatto qualcun altro. Arriviamo al un appuntamento al quale tengo molto, il Chi l'ha visto. Sapete che abbiamo fatto dei risarcimenti, ma abbiamo anche dei buchi in bianco e nero. Nel 23 lo studio Fiorentini aveva fatto 50 fotografie, realizzato 50 fotografie, delle quali alcune di opere che già conosciamo, alcune le abbiamo ritrovate grazie le ho ritrovate, scusate l'immodestia. Le ho ritrovate grazie alle immagini. Mancano delle opere che sono solo citate, ma sono tutte schedate, e quindi si spera che magari con le firme possano riemergere. Ma ci sono delle opere che sono invece state fotografate e che mancano all'appello. Tra queste, questo dipinto meraviglioso di Fortunato Bello, La nobile Luisa Sala, che era già posseduta dal pittore Traiano Chittarin. C'era un ultimo Chittarin che era un sacerdote della chiesa di San Felice. Purtroppo è l'ultimo Chittarin che ho trovato nel circondario, ma è talmente anziano e, come dire, non capace di poterci dare le risposte, che non sappiamo se lui è l'ultimo Chittarin, almeno dell'elenco telefonico. Un messaggio nella bottiglia come quello questo dipinto di Giuseppe e Battista Piccio, realizzato nel 1870. Il dipinto della nobile Luisa Sala è del 34, mentre quello di Giacomo Casa, Giuseppe e Battista Piccio, di 2 fratelli di cui sappiamo uno era già mancato, è già di proprietà di Giuseppe Piccio, quindi del nipote, che sicuramente Piccio questo, e si chiama come il nipote. Si spera che possa riemergere, come ancora la testina di Luigi Borro di Tullio Querena, il figlio di Luigi Querena, a sua volta figlio di Lattanzio. Già collezione la signorina Querena, la quale, queste signorine sono così carine perché alle volte lasciano ai musei, ha lasciato al Museo di Clusone tutta la collezione che era stata esposta nel 23. Per fortuna li abbiamo ritrovati perché sono in blocco a Clusone, e ringrazio ulteriormente il museo perché ci ha concesso tutto quello che era in sua proprietà. Ci manca questa testina, come ci manca il ritratto di Pierina Guidini, di quella quale parlerà Miotto sicuramente più avanti, ma del quale era stato realizzato la fotografia nell'album di famiglia, la fotografia del quadro, a riprova che mancando la fotografia si metteva un quadro postumo realizzato da
Moretti Larese. Ed ancora i due ritratti meravigliosi, il primo di Ludovico Liparini, già attribuito a Sebastiano Santi, perché in verità i documenti sembrano che siano SS, invece è LL, è inequivocabilmente il ritratto del cavaliere Antonio Faccanon del 1832. Per fortuna di documenti conservati nel box legato alle questioni di Capesaro, parlano di questo quadro che era di proprietà della ditta Ungania e che mandando documenti legati al quadro, mandano a Capesaro, a Barbantini, delle notizie riguardanti a quello che è scritto anche sui cartigli sul quale il cavaliere Antonio Faccanon, che era il proprietario del palazzo Faccanon, all'interno del quale che diventerà anche sede del Gazzettino, e che come vedete è figlio di quel gioco legato a Battoni e di Matteini di essere distratto dall'occupazione per essere chiamato. Stessa cosa si dice, è un quadro che si spera possa essere ritrovato, perché è veramente straordinario, un personaggio losco, molto interessante. Andate a leggervi la scheda, perché tutti questi personaggi, queste figure hanno delle storie che le schede scientifiche hanno voluto ricostruire, per ricostruire una storia corale di un'epoca, con biografie che spesso si incontrano. Storia dura, drammatica, importante è anche quella di questo dipinto di Cosredusi. Anche so che la comunità ebraica veneziana mi sta aiutando nella ricerca, perché è il dipinto del dottor Moisè Giuseppe Levi, vissuto tra il 1796 e il 1859, nonno di Giuseppe Iona, il grande dottore che si suicida per non dare la lista degli ebrei del ghetto prima dei rastrellamenti ad opera dei nazisti. Questo quadro era di sua proprietà, è ispirato quindi all'opera di Liparini, del ritratto del conte Cicognara. Al posto del busto di Canova c'è Sculapio, sì, mi pare Sculapio, e comunque questo dipinto non è tra gli eredi. Si spera che possa prima o poi emergere, perché è un capitolo, oltre che di storia dell'arte, è un capitolo della storia veneziana, ed è bene che possa riemergere. Vi lascio con l'ultimo grande, come dire, desiderio, quello che voi sapete, il duca Bevilacqua, quadro dipinto qui dentro, del quale ho ricostruito tutta la storia, dipinto da questo Luigi Galli, pittore milanese, un quadro di circa 2,20 metri per 1,50 metri, ho fatto il calcolo di come doveva essere, un quadro che fino agli anni che fu dipinto qui, fu rimandato nel castello di Bevilacqua dopo il 23, ritornò qui, fu rimandato lì, e quando negli anni 46 i salesiani prendono sede nel castello lo vendono sul mercato antiquario. Un vecchio professore di Bevilacqua se lo ricordava nell'atrio del palazzo, mi dice che era finito nel mercato antiquario padovano. Le ricerche mi hanno fatto arrivare a Palermo. A Palermo negli anni 90 si perde, o meglio potrebbe essere anche finito su Telemarket. Sono alla ricerca, perché questo quadro voglio che torni qui. È il nume tutelare insieme al busto di Felicita Bevilacqua, è il fratello, e questo quadro è il padrone di casa di Capesaro. Aiutateci a trovarlo. Grazie. Ringrazio davvero moltissimo Roberto De Feo anche per aver chiuso con quel quadro, perché tu hai detto il padrone di casa, perché effettivamente noi non saremmo qui se non ci fosse stato Guglielmo Bevilacqua, perché lui fu il fratello scapestrato, o comunque un po' flaneur della duchessa Felicita Bevilacqua La Masa. Tra l'altro fu lui che comprò il titolo di duca, perché loro erano conti. Ci ho detto, fu lui che comprò, pur senza aver soldi, la famiglia era in grandissime ambasce economiche, il palazzo di Capesaro. Quindi ci sono le lettere della sorella un po' più saggia che gli scriveva: ma cosa hai fatto
hai comprato un palazzo a Venezia, cosa ce ne facciamo di un palazzo a Venezia? Che è questo, dove ci troviamo noi. Per cui effettivamente quel quadro, di tutti i quadri, pur poi anche quello di Levi, insomma ci sono tante storie, però quello di Guglielmo Bevilacqua è stato dipinto qui, una storia che ci ha molto affascinato, e comunque poi muore anche il fratello, muore ben presto anche Guglielmo, e la duchessa rimane da sola con i problemi economici. Se ci sono però domande le farei subito, per poi lasciare la parola o curiosità, e poi lasciamo la parola se no ad Alessandro Martoni. Magari qualcuno che alzi la mano e dica: il quadro di Guglielmo Bevilacqua ce l'ho io. Sarebbe bellissimo, soprattutto per questo quadro, una storia la genesi di questo quadro è talmente romantica, dipinto qui, il duca se ne fregava e non gli dava neanche da mangiare, questo è disperato, dice: sono in questo enorme palazzo, non c'è e muoio nessuno, di fame, sto morendo di fame. No, è una storia romantica incredibile che è talmente costruita qui dentro che merita. Ho trovato per fortuna, grazie ad un amico antiquario, la foto che fu realizzata negli anni 90 a colori, perché altrimenti c'era solo la foto del 23. Questa cosa è veramente sembra di poterla toccare col mano, sembra che gli anni 90 siano ieri per noi, e invece si parla di 45 anni, sono già passati quasi 50 anni. Va bene, se non ci sono domande lasciamo la parola con grande piacere ad Alessandro Martoni. Eccoci qua, buongiorno a tutti, grande piacere questa partecipazione, devo ringraziare i curatori di questa splendida mostra che ci hanno consentito nell'occasione della schedatura di questo ingente prestito di opere provenienti dal Museo Civico di Palazzo Chiericati un affondo su questo ritrattista di cui in qualche modo si sono perse un po' le tracce nel Novecento, un ritrattista soprattutto all'acquerello, di ritratti in miniatura all'acquerello, Tito Catone Perlotto Leoniceno, nato a Lonigo nel 1788, la cui perizia formale, la qualità del tocco in un gusto tipicamente Biedermeier, che lo trova in gioventù a Londra, affermato ritrattista, ci ha dato l'abbrivio, anche perché Nino Barbantini nel 23 scelse ben 12 acquerelli, e quindi una rappresentazione che è stata, devo dire, iterata con grande garbo dai curatori, che hanno deciso di dedicare un'intera vetrina a questo Tito Catone Perlotto. Lo studio condotto per la stesura delle schede mi ha permesso quindi di andare oltre, quei carotaggi che erano stati già fatti dall'unica studiosa che nel Novecento si è occupata di Tito Catone Perlotto, Michela Brandellero, quindi oltre, le tracce biografiche delle persone memorabili di Giovanni da Schio. Ecco, qui vediamo la parte relativa alla piccola biografia dedicata a Tito Perlotto di Lonigo, o le memorie degli artisti vicentini di Leonardo Trissino. Anche qui una traccia molto labile, che però ci consente per esempio di sottolineare che nel 1816 Perlotto era ancora a Londra. Un'occasione questa avanti che mi ha permesso di andare a trascrivere tutti i carteggi, le lettere che si conservano come i manoscritti poc'anzi citati alla Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza. Quindi le poche lettere con i conti Leonardo e Alessandro Trissino nel carteggio Trissino-Baston, e direi interessantissimo le lettere che si conservano di Perlotto all'amico Bartolomeo Bongiovanni nel poderoso archivio epistolario Bongiovanni, ancora in larga parte da esplorare, e qui ringrazio Margaret Binotto per avermi guidato nello studio di questo epistolario. Lettere che ci danno moltissime notizie da aggiungere a ciò che già si sapeva di Perlotto. Qui vi ho messo due ritratti di Leonardo Trissino che Perlotto realizza
qualche anno di distanza, proprio dell'amico protettore della celebre famiglia vicentina. Tra le carte ho trovato anche questo documento interessantissimo, che è una lista di colori e materiali per i ritratti all'acquerello, con le annotazioni di una sorta di nota spese in Luigi, con la novità. Grazie a questa mostra abbiamo rinvenuto nei cassetti un squisito olio su cartone inedito, che di fatto è l'autoritratto di Tito Cattone Perlotto, un pezzo, devo dire, di grandissima qualità, che può essere datato agli anni londinesi 1820-22, che lo mostra col mezzo busto di 3/4, un'efficace rappresentazione del ruolo esibito con orgogliosa appartenenza a un'elite colta, come rivela la mise borghese con la giacca scura a revers, la camicia col collo inamidato, rialzato con la cravatta annodata all'italien, e la posa fiera con la mano al cuore inserita nel gilet. Una delizia che abbiamo dovuto inserire proprio agli ultimi momenti di chiusura del catalogo, e che giustamente avanti abbiamo messo a confronto, solo idealmente, con 2 prove giovanili del maestro di Tito Cattone Perlotto, cioè l'aretino Pietro Benvenuti. Ecco perché il nostro Perlotto è allievo di Benvenuti all'Accademia di Belle Arti di Firenze, come ci dice Trissino nelle memorie, e come sappiamo dalle fonti. Qui vi ho messo a sinistra l'autoritratto della fine del 1799 dell'Accademia di Carrara di Bergamo, e a destra invece l'autoritratto stupendo di Casa Martelli a Firenze. Quindi diciamo questa sintesi tra fondo psicologico, resa mimetica. Insomma, possiamo dire che il magistero è quello di Benvenuti. I ritratti all'acquerello di Perlotto non vanno mai verso la resa da entomologo di un Gigola, per esempio, anche se le opere di Perlotto si collocano in un alveo Biedermeier molto vicino alle miniature su pergamena o su avorio, ecco, come proprio resa. Qui c'è un ritratto di Perlotto che egli realizza al maestro anziano. Ecco, qui è il ritratto di Pietro Benvenuti, questo non l'abbiamo portato in mostra, però ve l'ho voluto mostrare perché è un omaggio al maestro un anno prima della morte di Benvenuti, 1843. Ecco, a Londra Perlotto si specializza nel ritratto all'acquerello e viene questo spesso tradotto in litografia, come il caso che vi volevo mostrare di questo ritratto del basso rossiniano di Lugo di Romagna, quindi mio conterraneo. Quindi ecco, è una litografia di Charles Knight tradotto da una miniatura, vedete sotto, da Titus Perlotti Sic. Quindi, ma le fonti ci citano per esempio un ritratto, non l'ho trovato, di Federico Augusto di Hannover, duca di York ed Albany, la cui versione in litografia procurò a Perlotto a Londra un enorme successo. Questo è il ritratto di Ugo Foscolo, che di fatto è il casus che ha generato la bibliografia novecentesca, che è una bibliografia più che altro legata alla filologia foscoliana. Cioè le uniche voci bibliografiche del Novecento riguardano Perlotto per questo ritratto di Ugo Foscolo, realizzato, come ci raccontano le fonti, Mestica, Morsolin, che nel 1800, Bernardo Morsolin, sacerdote vicentino, che nel 1887 attorno a questo caso foscoliano di fatto traccia la più ampia biografia del nostro Leoniceno. Ecco, questo caso del ritratto di Ugo Foscolo ha generato una bibliografia specialistica. Si tratta, questo ovviamente, di una ripresa più tarda, perché come ci dice Morsolin,
E per fortuna il nostro Tito Catone Perlotto faceva copie, diciamo così, dei suoi ritratti per avere una sorta di album di modelli, tesaurizzare quindi questa sua attività ritrattistica. E dico fortunatamente perché quando nel 1875 la ex moglie Teresa Rota Perlotto Insalvi dona al museo civico di Palazzo Chiericati questi album, ci ha consentito di fatto di avere in museo l'eredità perlottiana. Magari ecco qualche ritratto adesso emergerà grazie a questa mostra da collezioni private. In sintesi il caso di Foscolo ce lo riporta Mestica nel 1884, che riportando le parole della figlia di Perlotto riferisce delle frequentazioni londinesi del papà con il poeta dei sepolcri e parla di un ritratto del Perlotto che gli avrebbe realizzato recante un autografo del sonetto di Pugno del Foscolo, Solcata o fronte, un autoritratto in poesia di Memoria Alfieriana che voi ritrovate, vedete, in calce riportata con l'autografia di Perlotto. Quindi questo non può essere quello che cita la figlia e che da Schio ci dice essere stato alienato in vita da Perlotto, ma una copia memoria di quella, diciamo così, ritratto iconico legato alla stagione londinese in cui Perlotto frequentava il Desco Foscoliano, entrambi esuli, perché sappiamo che Perlotto se ne va da Vicenza nel 1813 per sfuggire alle coscrizioni napoleoniche e così sappiamo anche che questo Desco, questo cenacolo era stato molto probabilmente mediato anche da Girolamo Egidio di Velo, e che a Londra in quegli anni, vicentino ancora, il fiorentino Gino Capponi. Qui a destra è stato rinvenuto agli inizi del Novecento e nel 1995 si è tornati a discutere, Marco Paoli, di questa probabile identificazione che vedete a destra di quel ritratto realizzato a Londra, che poi ha generato, è diventato modello per la litografia che io ho voluto mettere a confronto di Caterina Piotti Piroli, che fu realizzata ad aprire il profilo di Foscolo nel celebre volume Iconografia italiana degli uomini e delle donne celebri, edito a Milano da Locatelli con lunga gestazione proprio negli anni tra l'altro in cui Perlotto è a Milano. Confronto con il ritratto di Pistrucci del 1823 della Braidense di Milano, anche questo reca al verso un autografo di Foscolo col sonetto Solcata o fronte. Non ho il tempo per leggervelo, andatevelo a rileggere il sonetto che è straordinario. E ancora non possiamo non fare il confronto col ritratto di François-Xavier Fabre della Biblioteca Nazionale di Firenze 1813 e vi leggo solo questo interessante frammento di lettera, perché vedete Perlotto ci ritrae Foscolo in atteggiamento, vedete, meditabondo, occhi incavati, intenti, come dice il sonetto, col volto incorniciato dal crine fulvo, mosso dagli ampi basettoni. Guardate cosa scrive alla Fagnani Arese nel 1802 Foscolo. Mi vuoi tu tutto vestito come mi hai veduto la prima volta a teatro, con la pelliccia, senza fazzoletto al collo, piuttosto in tabarro? Ma ve ne son tanti di questi miei ritratti inferraiuolati, che tu meriti d'averne uno distinto dagli altri. Io non amo essere dipinto vestito come solitamente io vo, perché odio queste fogge moderne e massimamente odio la cravatta al collo che pare un laccio. Ecco qua, vedete. E ancora negli anni londinesi non posso non mostrarvi questo bellissimo ritratto di Giambattista Belzoni, padovano, pioniere dell'egittologia o diremmo della
egittomania, tante mostre sono state dedicate negli ultimi anni a Belzoni, che Walter Scott dice essere l'uomo più bello mai visto sulla faccia della terra, un gigante, erculeo, prestante. Il governo britannico lo manda in Egitto, le sue esplorazioni sono diciamo l'incipit di una disciplina archeologica. Ecco, qui negli anni in cui lui a Londra viene raffigurato da Perlotto, siamo ancora nel 1820, a destra vi ho messo la litografia che tratta proprio del ritratto di Tito Catone Perlotto e che apre il profilo, ancora una volta, del Belzoni nell'iconografia italiana di Locatelli. Allora, dicevo, Maxim Gauci, ad apertura per i tipi di John Murray del famoso volume che celebra le sue missioni archeologiche, e appunto questo è il tipico ritratto che conosciamo di Belzoni, mentre noi lo vediamo nell'abito in stile Regency nel ritratto di Perlotto, che poi genera, tra l'altro, guardate, questo è divertentissimo, una altra stampa celebrativa post mortem 1824, lui muore nel 23, fatta stampare a Londra dalla moglie, la celebre Sara Ban Belzoni, che lo aveva accompagnato nelle missioni in Egitto e in Nubia, ecco, che gli dedica al marito scomparso, tratto evidentemente dal ritratto perlottiano. La moglie, allora, rientrato in Italia nel 24, sposa Teresa Rota nel 28, e che io credo di poter identificare, dimmi tu se sbaglio, in questo ritratto pubblicato da Sergio Marinelli del conte Girolamo Salvi, ultimo erede della famiglia aristocratica veronese, che fonda il famoso istituto Salvi a Vicenza, e potrebbe essere quella, siccome è molto più giovane di lui, quella signora dietro alle spalle del conte Salvi, perché poi questa moglie, insomma, si dividono e le figlie, grazie all'aiuto dell'amico Bartolomeo Bongiovanni, vengono messe in serbanza presso l'Istituto Plona. Inedito questo profilo che vi leggo, che andrà pubblicato da qualche parte, dell'amico Bartolomeo Bongiovanni, che ci dice: egli studiò a Firenze, si perfezionando nell'arte su a Londra, ritornato in patria ebbi occasione di conoscerlo in Vicenza, e trovandosi una sera con me in una conversazione si innamorò di una bella fanciulla, volle che io gliela intercedessi e lo ottenne, ma per colpa di lui o troppa debolezza di lei si son divisi. Poi ci dice Bartolomeo Bongiovanni, che tra l'altro gli procurò delle commissioni a Vienna. Tutto da capire, perché a un certo punto, prima di partire definitivamente di nuovo per Londra e lì morirvi nel 1858, Perlotto fa questo viaggio mitteleuropeo, arrivando addirittura a Riga e a San Pietroburgo, ma tutto da capire che cosa sia successo in questi anni. Qui vi mostro altri ritratti molto belli. Il padre Bartolomeo, che era fattore presso casa Pisani Moretta, ovvio, a Bagnolo di Lonigo, dove lui nasce appunto, e il fratello Giacomo Perlotto. Guardate che meraviglia questo ritratto di quello che io ho identificato come sacerdote vicentino a Diodato Guzzan, 1826, la qualità del tocco, vedete che nel volto si fa di una picchiettatura dell'acquerello, proprio come nella miniatura su pergamena. Torna indietro un attimo perché ho identificato questo ritratto sempre a Vicenza. Siamo nel 1846, questo è Mr. Castle, frenologo delle dame, medico, frenologia, questa pseudoscienza, studio del cervello, che però è interessante perché negli anni in cui lui è a Milano fa il ritratto di questo medico. Avanti. E questo, che io ho lasciato anonimi in catalogo, lei di sapore hayeziano, lui bellissimo, potrebbero essere due protagonisti, soprattutto quello di destra, del qualche ripresa della Lucia di Lammermoor di Donizetti, che trionfa nel 1935 al San Carlo di Napoli. Qui vedete lui nello scozzese, forse è Edgardo, e mi sono avanti sbilanciato nel ritenere possa essere, per chi lo sa, un ritratto di Napoleone Moriani, fiorentino, che tenore celebre, che trionfò in più di 27 riprese della Lucia donizettiana tra Roma, Firenze, Venezia. Avanti.
Garibaldi, vabbè, ve lo devo saltare perché sennò non arrivo all'album. Comunque confronto con un daguerrotipo di Matthew Brady che ho trovato alla Library of Congress di Washington, che potrebbe essere, tu facevi riferimento alla fotografia, o un'incisione o una fotografia, perché è Garibaldi prima dell'iconografia tipica del Garibaldi in giubba rossa, avanti. Florestano Pepe, questo era un omaggio al mio amico Lucchese, il celebre generale patriotta. Queste sono spie anche della appartenenza, potremmo dire delle simpatie politiche di Perlotto, che in una lettera a Bongiovanni presta cordoglio nei confronti dei poveri fratelli bandiera fucilati, avanti. E questo che è un inedito che ho trovato adesso, un inedito che ho trovato nei cassetti, che devo ancora studiare, ma che sicuramente si tratta di questo amico di Lonigo, un certo Tortima, che era anche un poeta dilettante, vedete, in una specie di costume da contadino, e sotto c'è un frammento di una poesia dello stesso Tortima, ma è un caso che voglio, perché ci dà un'altra, come dire, tipologia di ritrattistica perlottiana. Dunque, ecco, i ritratti, abbiamo prestato questo album di più di 50 ritratti perlottiani, che è veramente un campionario, una galleria che vi scorro velocemente, che noi abbiamo aperto avanti sulla Lucetta Memmo Mocenigo, scelta da Roberto a rappresentare questo album ricchissimo, e perché ha detto: guarda, evocami, lei vecchia negli anni 30, a metà degli anni 30, mi evoca questo straordinario ritratto di collezione privata inglese della giovane sedicenne Lucetta, fatta a Roma, quando è col papà, promessa sposa al nostro Alvise Mocenigo. Che bella storia, leggetevi il libro di Andrea di Robilà, di Angelica Kaufmann. Avanti, qui scorriamo l'album, la gente di Casa Pisani, vedete anche l'aspetto caricaturale, le cameriere giubilate di Casa Pisani Moretta, Girolamo Egidio di Velo Vicentino, il Marcantonio Trissino, Luigi da Porto, i Borghesi, il notaio Finozzi e la moglie, ancora Andrea Braghetta e la moglie Unatiene, il professor Mandruzzato, medico e farmacista all'Università di Padova, ma trevigiano, avanti, poeti, Tornieri, ancora Agnano Balzafiori, restauratore e pittore romano, che è noto per aver restaurato nel 1803 la pala di Castelfranco di Giorgione, che frequentava Vicenza, e l'amico Bartolomeo Bongiovanni, giovane, un ritratto stupendo questo. Nelle fonti era citato un album di Perlotto, e questa è la cosa che voglio indagare nelle prossime mesi, un album che lui realizza in un soggiorno di ben 4 anni in Egitto, in Nubia. Allora, pensate, Perlotto, ho trovato una lettera a Bartolomeo Bongiovanni, che nel 4-5 settembre del 1844 lui si appresta a partire con il piroscafo da Trieste dice: mi tocca vedere un po' d'Oriente. Si ferma 4 anni, e questo album, che si riteneva perduto, ha avuto una fortuna, un coup de théâtre, grazie anche, devo dire, un coup de théâtre, in una collezione privata lombarda. Ho trovato l'album che si riteneva perduto. Purtroppo mancano dei fogli, le pagine iniziali non ci sono tutte con le didascalie, vi mostro solo in anteprima, le foto le ho fatte io, ecco alcune di queste straordinarie vedute. Alessandra d'Egitto, vedete avanti, monumenti, feste, il matrimonio della figlia di Mehmet Ali Pascià, questa oasi di pellegrini al ritorno dalla Mecca. Scusate, ma lo trovo straordinario. Adesso lo devo studiare, pubblicare in un articolo ad hoc, avanti, però ve lo volevo mostrare per dare il senso della qualità di questo artista, artefice semidimenticato. Vedete queste scene di mercato, avanti. Ecco, bravo, devo dire grazie a Roberto che mi sta trascinando nell'Ottocento, e penso che rimarrò lì prigioniero di questo specchio. Avanti, scene nilotiche, la Nubia, ancora avanti ancora,
la Sfinge, l'obelisco di Cleopatra, sono più di 40. Cosa può avere prodotto in termini, diciamo così, di sollecitazione, di abbrivi, questa virata orientalista di Tito Catone Perlotto? I tempi sicuramente erano maturi, ma è un esempio di orientalismo che va tutto indagato. Beh, certamente le tavole litografiche di Belzoni, che per i tipi di Murray erano state diciamo editate già negli anni 20, che erano state esposte all'Egyptian Hall di Piccadilly negli anni in cui Perlotto era a Londra. Queste sono le tavole. Ippolito Caffi, che proprio pochi mesi prima della partenza di Perlotto per l'Egitto torna in questo viaggio straordinario 1843-1844 e lascia qui al Correr dei taccuini strepitosi che sono stati qualche anno fa esposti, e vi mostro invece 2 oli qui che si conservano a Capesaro, la galleria magnificamente diretta da Elisabetta Barisoni, e 2 stupende, vedete, vedute di Alessandria e della piramide della Sfinge. E poi, per concludere davvero, un altro capolavoro, potremmo dire magnum opus dell'orientalismo anglosassone, la stupenda opera dello scozzese David Roberts, edita tra 1842 e 1849, cioè The Holy Land, Syria, Idumea and Arabia, Egypt and Nubia, ricchissimo di tavole, che sono tavole litografiche provenienti da quelle acquerellate da David Roberts. Vediamo appunto alcune di queste tavole che sono evidentemente una fonte per il nostro, Perlotto, avanti, di cui si conservano in questa collezione privata anche questi ritratti inediti che vi mostro, guardate, e qui ovviamente c'è anche il ritratto di Mehmet Ali Pasha. Vi ho messo a confronto con questa litografia, e avanti con il ritratto della Tate Britain Gallery di Londra di David Wilkie. Allora, un volo d'uccello per dire grazie, perché queste mostre di studio, queste mostre a fondo, questa poderosa rassegna che dobbiamo a Elisabetta e Roberto, ha consentito ai musei e agli schedatori, gli studiosi coinvolti, di mettere mano a materiali chiusi nei cassetti, e questo accarotaggio ci consentirà di fare ulteriori studi su questo artefice minore che forse oggi minore più non è. Grazie mille. E allora grazie ad Alessandro Martoni per questo importante affondo su questa nuova vecchia presenza, e che sicuramente, come dice lui, sarà oggetto di futuri approfondimenti e di interesse per questo periodo anche nel territorio. Poi facciamo una piccola pausa. Anch'io ringrazio Alessandro e lo ringrazio per il riferimento a Ippolito Caffi, di cui Capesaro, grazie alla vedova di Caffi, conserva moltissime opere, moltissime intendo dire 150 e passa opere ad olio di pittura, e soprattutto perché Caffi, e tu facevi riferimento all'orientalismo, mi è venuto in mente, adesso non lo possiamo promettere qui, ma dobbiamo studiare ancora questo album, però mettere a confronto questo spirito dell'orientalismo, anche perché mi viene da dire che appunto c'è uno sguardo romantico, ma anche uno sguardo molto lucido su questi territori. In un anno, adesso passatemi il paragone, in un anno in cui stiamo lavorando sul viaggiatore per eccellenza, cioè su Marco Polo, diciamo sul viaggiatore veneziano, il tema del viaggio, non sono gli stessi territori evidentemente, ma il tema del viaggio, siccome appunto sugli scozzesi, gli inglesi, i tedeschi avevamo già, diciamo, una certa letteratura artistica, su questi viaggi degli stessi anni poi in alcuni territori specifici, e questo orientalismo che poi è anche però veramente scrittura artistica del viaggio, perché
alcune tradizioni, alcune figure, alcune caratteristiche delle società che incontrano, le guardano in modo analitico. Non è solo per trovare nuovi soggetti per dipingere, non so se mi sono spiegata, ma è proprio... Brevemente. No, grazie Elisabetta, perché hai detto una cosa importantissima che volevo dire, poi per brevità ho tagliato. È proprio questo il tema, cioè rispetto a un orientalismo che gravita attorno a quelli che sono, diciamo, i generi. Pensiamo a Vicenza, Girolamo Picutti, la scenografia o le esplorazioni tra gli appelli e miglioranza. Voi sapete che durante il bombardamento del 1944 è stato distrutto il caffè Moresco di Giovanni Miglioranza a Vicenza. Questi erano gli esempi di orientalismo di casa. Qui hai detto bene, siamo in un momento da Belzoni in poi, e quindi abbiamo visto un caso anglosassone, un caso di un italiano a Londra e Perlotto, di una testimonianza di viaggio che si fa analitica, rappresentazione di un mondo. Io credo che potreste farvi interpreti di una bellissima mostra su questo tema dell'orientalismo nell'Ottocento. Questo lo dico anche perché sono interessato, così chiediamo l'album alla signora, alla proprietaria, e lo portiamo nella cornice splendida di Capesaro. Ecco, grazie. Grazie Alessandro.